Ben ritornati amici in questa nuova puntata di Missione 1500 punti. Non è una passeggiata, non sarà una passeggiata, ma siamo qui che ce la mettiamo tutta, vero Carlo? Ci proviamo, ci proviamo. Bene, bene, bene. Vi ricordo che sull'Amato Scacco Academy è uscito il nuovo corso di tattica, il corso più completo in italiano sulla tattica, 10 ore di tattica scacchistica e uno dirà, ma tattica cos'è? Sono i soliti esercizi, muove il bianco, trova la combinazione. No, è come ragionare per trovare le tattiche, che è un altro discorso fatto dal campione italiano under 20 di scacchi, quindi tanta roba. Lascio il link qui sotto in descrizione. Basta marchette, partiamo con la nostra missione. Allora, Carlo, vuoi dirci le tue impressioni? Com'è andata questa settimana? Ma guarda, ho fatto una serie di partite, perdo e vinco in maniera random, anche quando penso di stare per vincere, poi in realtà non mi accorgo che ho fatto una sciocchezza immensa e mi fanno uno scacco matto. A volte, ma tipo, beh, i finali penso che sono la cosa uno che mi mette un po' d'ansia Sì. e due che devo imparare a gestire meglio. Alcune volte mi sono trovato ad avere per esempio un punto di vantaggio, il mio avversario ha saputo giocare meglio il finale, quindi ha vinto. Ehm, Guarda, poi diciamo i principi di base di cui abbiamo parlato, il fatto di stare per esempio sempre attento a mettere le posizioni, questa cosa mi sta aiutando nel gioco posizionale, quello che credo sia il gioco posizionale, poi dovrei fare anch'io il corso di tattica da 10 ore che hai appena promosso e che farò. Ma appunto, secondo me mi aiuta molto a impostare il gioco tranquillo, che è quello che mi piace fare. Talvolta però appunto sono un po' a corto di idee. L'unica cosa che mi viene per esempio quando sono a corto di idee è che quello che dici tu, lancio il pedone sulla colonna A o H. Questa è una cosa che ogni tanto faccio quando veramente non so che fare. Ehm, Però guarda, in generale penso che quei pochi principi che mi hai dato mi sono serviti. Anche il fatto che mi hai detto per esempio di quando si mangia al centro, si mangia col pedone, non si mangia con il cavallo. Sono dei principi di base che cerco di tenere sempre presenti, anche quando l'avversario fa una mossa, cerca di capire quali sono le tre tattiche che lui sta immaginando, quali possono Perfetto. essere. Quindi queste cose sto cercando di tenerle in mente. Non mi è servito a vincere tutte le partite Chiaro, 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 chiarissimo. che sto avendo. Alcune anzi le ho perse clamorosamente, a volte veramente per un errore di distrazione, tipo una che ho fatto prima in treno, ho perso la regina perché questo mi ha fatto avanzare mi ha fatto una sorta di forchetta su pedone e Poi è alfiere. arrivato il Non ha- controllore. Poi è arrivato il controllore, ho mangiato il pedone e mi ha mangiato la regina. Diciamo così, il controllore non è venuto, però è un po' più eroica come cosa. No, mi sono semplicemente impanicato della forchetta e non ho visto che aveva aperto una linea dell'alfiere Ok, sulla mia regina. ok, E ok. quindi Va ecco, bene alcuni comunque. errori da debuttante, però, da Fa principiante. tutto parte, diciamo, questi errori fanno tutto parte del processo di crescita, è stranormale, io dico sempre, tantissimi scrivono anche sull'accademia, gli studenti, ma mi sono iscritto da 2 mesi all'accademia e gioco, c'ho un punteggio più basso di prima, normalissimo, perché quando impari cose nuove inizi a ragionare in modo diverso e prima che quelle cose diventino automatiche, magari perdi per il tempo, perdi per tante cose e quindi è normalissimo. Allora, io ho preparato qualche esercizietto che facciamo velocemente adesso, visto che oggi non abbiamo tantissimissimo tempo. Poi guarderei un 2 o 3 partite ultime che hai giocato, tranne quelle in treno. E Quella in treno poi te la andrei a evito. provare a fare la nostra partita. Hai studiato un Vai. pochettino le aperture che avevamo visto? Allora, guarda, sono veramente in difficoltà con Aliekin, nel senso che ho fatto una cosa, non so se è al limite, penso, del cheating, nel senso che sono andato a rivedere il video che mi ricordo Ok, che tu me l'avevi ok, mostrata, io ti avevo registrato ok. per ricordarmi le mosse, No, 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 va bene.
non è imbrogliare questo. In teoria No, sì, ma va benissimo. in teoria sì, vedi, ecco, dopo ragazzi mi farò ragazzi 10 frustate per questa cosa. No, però comunque non riesco a memorizzarla e mi fa un po' d'angoscia, cioè penso che tra l'altro una delle partite che ho giocato col Nere ho sbagliato Ok, a farla ok, perché mi ha fatto una roba che non avevamo ok, considerato e quindi mi ok, piacerebbe ok, più ottimo, fare una ottimo. risposta tranquilla. Ottimo, quindi oggi magari rivediamo anche 10 minuti questo. Va bene, allora vado straveloce con Vai, questi esercizi. Eccoci qui. vai. Allora, dimmi se vedi tutto correttamente. Yep. Perfetto, allora ti mostrerò 5-6 posizioni, ti Mhm. farò vedere una mossa e mi dici cosa ne pensi di questa mossa, se la reputi buona o sbagliata. Quindi in questo caso questa è la situazione, sembra abbastanza equilibrata. Il bianco gioca la spinta in C3 e ti chiedo di dirmi cosa ne pensi di questa mossa del bianco. No, penso che indebolisce il pedone D, ok che è coperto dalla regina, però così si rende passiva la regina, per cui mi sembra poco corretto. Eh, Questa è la prima reazione che ti direi. Forse l'avrei spinto di due, come per andare a minacciare per andare a fare voilà, per andare a minacciare la regina e tenerlo sostenuto da un altro pedone. Ehm, Ok, ti mm, rispondo già subito perché allora, giusto, giusto, la spinta del pedone C indebolisce questa casella, che è un buco, anche se tra tenuta, l'altro. Mm, e indebolisce il pedone D, che tra l'altro fa quasi fatica a essere spinto perché sembra abbastanza controllata questa casella, quindi questo mm, è un indebolimento, giustissimo. E in realtà è la stessa cosa con C4, che è vero che guadagna un attimo un tempo, ma questo comunque rimane debole mm, e comunque rimane debole. Anzi, così se con questa forse in un futuro questa idea c'è, con mm, C4 questa è proprio andata via totalmente, perché qui è lasciato il controllo totale della... Qui che crei un buco mm, proprio. mm, Quindi mm, magari potrebbe pensare di fare manovre assurde col cavallo, pensare di portare il suo cavallo qui. Come? Non lo so. Tipo mm. 1, 2, 3, 4. Potrebbe essere interessante. Ecco, sì, il cavallo, guarda, è uno di quei pezzi che secondo me non so usare bene. Ok, È ok. una, sì. Ci ho pensato varie volte in questi giorni. Va che- bene. Come faccio a portarlo lì e devo fare appunto sto giro delle sette chiese? Ok, 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 va bene. E vado un attimo su quest'altra mossa e ti chiedo in questa posizione, una Ok, posizione di questo aspetta tipo, sì. il nero gioca B6. Ti chiedo innanzitutto secondo te qual è l'idea dietro B6 e due se è una mossa secondo te buona oppure no. Ok, vabbè, sempre si crea il buco nella colonna C, ok, è vero che il cavallo è doppiamente coperto Sì, è sia dall'altro tenuto. cavallo Sì, sia dal... l'idea penso che sia quella di fare un fianchetto sì, con l'alfiere C. giusto. Il pericolo è che si indebolisce anche la casella A6, la casa A6, quindi per quell'alfiere lì che mi sembra rapace. D'altro canto, insomma, no, questa cosa del fianchetto sì, sì, non so se si chiama fianchetto anche nel caso di una... Certo, certo, sì, sì. sì, no, perché l'arrocco sarebbe quello lungo e nel caso in cui si... Guarda, io per esempio questa è un'altra cosa, quando faccio l'arrocco lungo, cosa che faccio poco in generale, ho sempre un po' il timore di aprire questi pedoni, nel senso che Ci sta, giusto. quindi ecco, quindi queste penso che siano le idee, penso che in generale sia un... Ah, detto ciò, è vero che fare questa mossa potrebbe essere propedeutica fra qualche mossa ad alzare il pedone C in C5.
nel senso che così si ricostituisce una struttura pedonale forte sulle caselle nere. Perché no? Perché se no, altrimenti in questa situazione qui non si fa. Ok, allora ti dico che a me non fa impazzire troppo come situazione, perché è vero che sviluppo l'alfiere, però magari l'alfiere, magari potevo svilupparlo di qui, no? Sì. Secondo me il fianchetto è bene aprirlo se non ci sono altre vie alternative, perché Mm, questa in qualche modo toglie anche un po' di vie di fuga all'alfiere, no? Che lo vedo un po' in mm, catena come se fosse un pedone cresciuto. mm. E quindi poverino, quell'alfiere secondo me non ha un grande ruolo in questo modo. Assoluto sì, toglie questa casa e ammesso che l'alfiere vada qui, non vedo una grande diagonale perché comunque c'è un Mm, pedone, mm, c'è un bel cavalluccio, mm. quindi credo che il futuro non sia roseo di quell'alfiere lì. E se avessi deciso, forse avrei preferito questa, anche se comunque indeboliva questa casella, però Mm. Ti dava forse una avrebbe linea un po' più. avuto una diagonale un attimino migliore. Mm. Ok. Senti, una domanda nella situazione di prima, quando vedi per esempio mettere il cavallo, cioè se fai un bifette B6, quindi il pedone, in quel caso lì mettere il cavallo laterale perché sostenuto è una cosa appunto cavallo laterale al lato, cavallo malato, oppure invece, perché a volte lo faccio. Dipende sempre. Mm. Lì c'è una forchetta. Mm. Dipende sempre, in genere quasi mai, cioè dipende. Allora, sai quando è Mm. giustificato il cavallo alato? Quando qui c'è un suo alfierino che te lo prendi al 100%. Allora quello Mm, mm, è ok, giustificatissimo. ok, Se non c'è, dipende purtroppo dalla situazione, però ti dico, nella gran parte dei casi no, non c'è bisogno che ok. vada, perché comunque quando vai a lato perdi il controllo delle case centrali, eccetera, eccetera. Ok. Allora, quest'altra situazione, c'è il nero che minaccia questa Mm. e il bianco decide di giocare cavallo in C, va in E2. Cosa ne pensi? Ehm, allora, penso che diciamo, sì, prima era sostenuto e adesso non lo è più. Sebbene appunto mi sembra chiaramente una mossa per evitare un impedonamento, penso che si dica Mhm. in italiano, cioè un raddoppiamento dei pedoni sulla stessa colonna. Ehm, E poi si crea una sinergia che di solito mi sembra positiva, ma questo me lo dirai meglio tu, tra i cavalli, nel senso sono connessi, si proteggono a vicenda. E poi magari libera una casella per far avanzare il pedone e quindi contrattaccare quell'alfiere che sta un po' in una posizione un po' pericolosa, ecco. Quindi io direi che non è una posizione malvagia, si potrebbe anche poi ulteriormente sviluppare magari sulla colonna G, così lo si riposiziona in una posizione magari più sostenuta, o lì oppure magari alzando il pedone C e poi mettendolo sulla colonna D, però lì ci sarebbe, no, lì ci sarebbe un doppio attacco facile, una forchetta facile per Ok, il, ok, ok. per il, per il pedone. Ok. Allora, il bianco toglie questo pedone, come dici tu, magari per paura di essere impedonato e per sostenere magari l'altro cavallo con il sostenuto. Allora, qui ovviamente come al solito bisogna sempre prendere in considerazione la singola posizione. Le regine non sono più sulla scacchiera, quindi si andrà con Mm, tutta probabilità in un finale difficile che qui uno dei due giocatori prenda scaccomato nel meglio gioco, molto difficile. Si andrà in un finale, uno dei due mm, giocatori andrà a promozione a donna, questo è quello che succederà nella gran parte dei casi. ok. Questa cattura, per esempio, il bianco gioca pedone H3, una mossa a caso. Questa cattura non mi fa paura Mm, perché in primis, anche se doppio i pedoni e posso doppiarli sia così, così questo è pronto per uscire, o magari mm, sia così per sorreggere il centro, ma forse questa è quella che preferirei di più. Ma questa doppiatura sull'ala di donna non è così importante come la doppiatura sull'ala di re.
Mm. Quindi è vero che mi sono un attimino sconquassato i pedoni, però ho la coppia di alfieri, che tu non hai più perché mi hai dato l'alfiere sul cavallo. Quindi di Mm. norma Mm. la coppia di alfieri compensa questa struttura pedonale un Ok. pochettino peggiorata, diciamo. Quindi Ecco, ok, io qui su questo ho una domanda, nel senso, quando i pedoni sono impedonati in questo modo qui, ma te che fai? Cioè, o così o nell'altro, io avrei tendenza magari a metterli, a lasciare il pedone centrale perché so che le... Sì, esatto, io mi metto piuttosto in questa posizione qui, ma poi tipo che fai? Li lanci i pedoni? Che sono cosa... molto difficili da strutturare. Il modo migliore con la quale tu li puoi trattare è questo. Guarda, faccio delle mosse a caso giusto per muovere i pedoni. Allora, di norma il pedone doppiato va spinto. Questo è un Mm, principio. ok, Quindi questo andrà così. E poi, per creare la situazione più solida che tu possa fare, questo. ok, Basta, non li muovo più. Cioè, questi ok. sono straforti. Ok, magari questi sono doppiati, per carità, però così sono forti. Mm, mm, mm. Così se la giocano bene. Così come sono, anche sono forti perché non devi fare nulla, però questo qui, magari in futuro, che ne so, ti arriva un alfiere qua, buonanotte. Mm, mm, Cioè, se magari tu non mm, hai il tuo alfiere per parare, buonanotte. Quindi per questo si cerca magari di creare strutture particolari, però così anche sono forti. Il problema è che quando li muovi, il problema è che quando fai questo è debole. E quindi certo, l'unico modo per evitare che rimanga debole è questo. ok. Altre strutture, questa non mi piace perché questi sono Mm, debolissimi. Non so, mi fa un po' paura. Mi piace sempre la struttura della catena, no? sì, Cioè, sì, così sì, sai sì, sì. che, bam, sono fissati. Ok, non sono bellissimi, ma Mm, sono sopportabili. mm. Vediamo qualche altra posizione. Qui il bianco, in questa posizione, decide di giocare pedone in C3. Dimmi un pochettino cosa ne pensi. Mm. Ehm, Beh, io ho un alfiere bianco, cioè il nero ha un alfiere bianco, quindi in realtà mi si sta aprendo anche una finestra, diciamo, di visibilità da quella parte lì. Certo ci devi arrivare, no, nella colonna, quella lì che lascia aperta. No, quella lì, esatto, quella lì dalla G4, dalla A4 alla D1, ecco sì, quella Ok, lì. ok, ok. Quindi però ci devi arrivare, cioè l'alfiere in questo momento è completamente dall'altro lato. Eh, Guarda, cioè, anch'io non so mai come muoverli, sti benedetti pedoni, per la ragione, per esempio, in questo momento si è indebolito il pedone centrale, quello Esatto. lì che sta sulla colonna, che ora mi Sì, so sì, prima questo è si, evidenziato. Sì, 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 sì. esatto, ecco, ora si vedono di nuovo le lettere, sì, la D. La lettera D si è indebolito. Ok, è vero che c'è è vero che c'è l'alfiere, ma appena muovi l'alfiere posso mangiarlo col cavallo. Sì, oppure posso Quindi, iniziare già a mettere pressione, così sono già due. Partiamo lì. esatto, esatto, esatto. Come metti un altro difensore lì? Devi portare la torre probabilmente. Secondo me Portando la inizia. torre, però sì, dai un po' fastidio anche alla, perché Ah, sì, lì, sì, devi insomma, andare via quell'alfiere volentieri. lì Però ti sei devi creato una portarlo via. debolezza che se Mm, avessi mm. giocato una normalissima cavallo C3 non ci sarebbe Sì, mai l'avresti stata. lasciato, sì. Quindi perché andarsene a cercare quando puoi evitare, no? Poi, oh, ti capiterà per forza prima o poi di fare qualcosa obbligato, però se non sei obbligato eviterei, no? Perché andarsene a cercare? Quindi la risposta è questa mossa non è precisa. Mm, mm, Vediamo mm, quest'altra mm. situazione. Qui arriva un'idea di matto Ah, sì, certo. e il nero si difende con pedone F6. Cosa te ne pare? Mm. Vabbè, probabilmente è quello che avrei fatto io. Ehm, mm. Forse mi sarei difeso con l'alfiere C.
Cioè, con l'alfiere che sta nella casa C l'avrei messo a protezione esatto, in questa posizione qui, perché Esatto. avrei evitato di scomporre le tre, diciamo, visto che tu mi hai detto che i pedoni nella casa di partenza sono nella loro posizione Eh naturale, quindi sì, sì, stanno sì, bene, così crei così un buco importante qua. sì, anche perché appunto poi si apre la colonna, c'è questa diagonale qui che dà direttamente sul re e la regina potrebbe mettersi lì, insomma ci sono Sì, tutta una sì, serie di sì, sì, mosse sì, sì. molto facili Ok. per creare E su problemi. questa, Sì. con cosa cattureresti? Cavallo o pedone? È una bella domanda, nel senso che devo scegliere quale pedone lasciare isolato, nel senso che però catturerei probabilmente con il pedone, nel senso che così porto una minaccia all'alfiere. Allo stesso tempo, diciamo, è vero che lascio un pedone isolato sulla colonna A, ma è una colonna un po' particolare, mi sembra Eh? di capire, perché c'è la torre. Dall'altra parte proteggo il re, altrimenti sarebbe facile fargli uno scacco anche così per guadagnare un tempo. Quindi, e allo stesso tempo non è completamente sospeso perché cioè, è sospeso, ma c'è comunque quel cavallo che bene o male potrebbe. Cioè, Sì, se esatto, l'alfiere esatto. decide di mangiare, io posso comunque mangiare di nuovo con il cavallo, quindi lui perderebbe punti. Ok, allora questo questo è un pedone isolato, non ha amici. Sì, sì. Così sono pedoni sospesi, cioè due pedoni che non hanno Mm. amici. Però è meglio avere due pedoni sospesi che un pedone isolato, quindi è buona. Ok, È quindi buona. meglio C'è da essere dire, sospesi ma in dipende. compagnia Eh che, sì, che eh sì, due isolati. pedoni isolati in compagnia si chiamano sospesi. E Ok, anche questa ha il suo perché, perché comunque libera l'alfiere, magari facilita sì. l'arrocco, però ti rimane questo. Comunque io avrei Quindi, fatto un'altra. Rimetti un attimo la posizione di prima. Ecco, io così avrei fatto scacco con la regina e. No, sì, c'è ah anche sì, no. adesso hai anche il cavallo che magari può Sì, sì, tenere. no, no, scusami, sì, sì, non mi ero dimenticato questa Ok, cosa. No, ok, pensavo nella ok. situazione di prima avrei fatto uscire la mia regina su scacco al re e mi sarei Ah, mangiato ok, ok, il, ok, 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 ok. Sì, però ovviamente mi devo difendere anzitutto Ah sì, dal dallo matto, sì, scacco. sì, sì, sì. Sì. Bene, bene, ottimo. Adesso andrei a vedere il tuo profilo. Mm. Dimmi se vedi il tuo profilo o se continui a vedere l'ICS. Vedo il tuo profilo, cioè il mio profilo. Ok. Allora, mi vedrei questa partita giornaliera, mi vedrei Ecco, questa è quella che ho fatto. quest'altra, Ah, quella l'ho persa. Ecco, questo è esattamente e il mi finale, vedrei quello lì con questo ragazzo quest'altra. svizzero con cui abbiamo fatto un sacco di partite. Ok, questa di Ehm, 11 mosse finita Questa è male. quella lì che l'ho mandato per quella lì del Ok. controllore. Ok, ok. Allora, vediamo queste qui. Se c'è una con la Liekin è molto, molto cosa buona e giusta. Allora, No, mi sa che mi qua non giochi lo col so. nero, ma ti gioca di 4. Contro di 4 sei impaurito, sei tranquillo. Sono sempre impaurito, ma tipo nella vita. No, no, scherzo. Però sì, no, non sono particolarmente impaurito. Di solito faccio quello che fa lui, quindi gli metto appunto un Ok. Ok, occhio qui, vedo già un erroraccio, adesso tutti commenteranno sotto perché questa cosa la dico 4 volte a Mm, video. ok. Riesci... Chi è che mi si inchioda l'alfiere? Il cavallo? No, che nelle partite di donna Mm. non si copre mai il pedone C mettendogli davanti il cavallo. Ah, ecco, vedi. Questo è non fondamentale di più, perché nelle Ok. partite di donna con tanta probabilità è importante giocare anche sull'ala di donna ed è importante giocare anche con la regina. Giocando Ok. questa, giocando questa, la regina non ha questa diagonale Ah, sì. fondamentale che deve Ok. avere. Ok. Fondamentale. E infatti spero di no, ma probabilmente soffrirai di mancanza di spazio per via di questa mossa. Come evitare Ok. questo? O giocare il pedone C di 1, così la regina esce, Ok. o comunque di Ok. 2, tanto sai che questo pedone è un Lo gambetto, non vedo. glielo regali mai perché male 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 che vada, scacco te lo riprendi, Sì. male male che vada. Ok. Quindi Ok. pedone di 1 o di 2
e poi dietro il cavallo, questo è fondamentale. Ok. Ok, torniamo a noi, alla partita come è andata, quindi cavallo C6, ok, ti è arrivata l'inchiodatura. Alfiere di 7 non l'avrei giocata perché abbiamo detto poco fa, beh, non lo sapevi, che l'impedonatura sulla donna non è così importante, quindi avrei continuato a Mm. fare il gioco che avrei voluto fare, sviluppare l'alfiere, Ok, tirare sì, su sì. questo, sviluppare questo, quindi fregatene delle inchiodature sull'ala di donna dove c'è dietro il re. L'unica inchiodatura Ok. che ci fa paura è quella dove dietro c'è la donna, eh? Le altre Mm. non ci interessano. Ok, ok, ok. Qui per esempio, sempre per il principio, forse avrei catturato il Mm. pedone B, creandomi da solo un'impedonatura, ma per avere poi un pedone che attacca subito sul centro. Mm. Esempio, faccio qualche mossa. Sì, sì, sì. Ok, se ti cattura ti sviluppa gratis l'alfiere. Se non dovesse catturarti, puoi catturare tu e c'hai ancora un altro pedone che attacca sul centro. Quindi Ok, è anche sì. interessante, però come hai giocato tu ovviamente è molto più tranquillo, sicuro e non rischia, quindi va bene, va benissimo. Va bene. Qui il tuo avversario sta andando un po' in giro col cavallo, poi torna indietro. Ok, questa non mi piace tanto perché? Perché siamo ancora in apertura e cosa manca? La regina da sviluppare. Esatto, non Mm. andare mai in attacco se prima non hai completato il sviluppo. Via la regina, torri, troviamo una collocazione, poi si attacca. Ok, in questo caso qui hai poche caselle per svilupparla, dove la metteresti? In Bravo. E o in Allora, D? se avevamo le nostre caselle, l'avrei già messa in A5 o in B6. Non Ok, avendole, probabilmente qui, ok, sembra per che tu creare una ci abbia. batteria con per creare una Sì, batteria sì, con il perché sul Luxio. bianco, secondo me, tenendo conto che la struttura pedonale è questa, non credo che tu sarai mai un folle da giocare così, perché rompi la Mm. catena. Quindi se la metti sul bianco, questa diagonale non ce l'avrà mai. Ok. Quindi sapendo che la catena è questa, e la catena è questa e ti indica di giocare di Mm. qui, Ok, gli altri pedoni probabilmente andranno a sostenere, il pedone più avanzato chiede di essere sostenuto da un altro pedone sì, e questo non quindi ricordo. questa Ok. è forse la situazione migliore. Ok. Ok, comunque fin qui, cioè bene, Cioè, se Ti no stavo ricordo, persa all'ultima come un imbecille. ok, ti ricordo che questo è il tuo alfiere buono perché è di colore contrario alla tua catena, Ok, sì. quindi non darlo per niente al mondo. Infatti, ah, ah. Ok. Ecco. Ah! Ecco, occhio, occhio, occhio. Quindi sempre gli alfieri devi sempre paragonarli alla struttura pedonale, sempre. È Mm. troppo importante. Quindi quando c'è una struttura pedonale formata, chiediti qual è dei due il mio alfiere buono e l'alfiere cattivo? Sono Sì, troppo importanti. sì. E domanda da $1 milione, questo alfiere che c'ha lui in D2 è Aspetta un buono? secondo che sto Vai tranquillo. struttura pedonale. Ok. Dimmi, Con allora, l'alfiere questo qui, evidenziato, sì. che c'ha lui, Sì. è buono o cattivo? Ma dovrebbe essere cattivo perché la sua struttura pedonale È è sul invece nero sul e lui c'ha nero, sì. l'alfiere nero. Se l'alfiere cattivo riesce a svilupparlo fuori dalla catena pedonale, rimane sempre cattivo, la definizione è sempre quella, è sempre Mm. cattivo, ma stavolta si chiama attivo. Ok, Cioè, comunque rompe le balle, perché sì. comunque ha la sua diagonale bella. È sempre cattivo, Ok, ma diventa attivo. In questo ok, caso è proprio cattivo, punto. ok, Così come il tuo che è in C6 è dentro la tua catena pedonale, quindi è cattivo. ok, ok. Ok, quindi, ok, qui vai un po' ai cambi, 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 ok, E qua l'ho fatto va fondamentalmente per bene, fargli doppiare i pedoni. ci sta, ci sta. Andiamo avanti, a 6, sono d'accordo di questa mossa, sono ultra d'accordo, così finalmente l'alfiere c'ha la sua bellissima diagonale, arrocco, alfiere Mi sa che qua B5, infatti. bella, e qui sulla carta stai meglio tu. Perché dico sulla carta? Perché
hai più 2 di materiale, ma devi dimostrare che queste due torri sono più forti del cavallo e la torre. Secondo me, per Mm. com'è il gioco, farà molta più facilità a lui ad attivare il suo cavallo che tu a portare in gioco le due torri. Quindi, Infatti sì, infatti mi capito? sa che è Cioè, quello che sulla succede. carta Mm. stai meglio tu. Però purtroppo tu, tra l'altro, hai tutti i pedoni, hai ancora gli 8 pedoni, non ci sono colonne aperte. Le torri fanno fatica a muoversi senza colonne aperte, semiaperte. Mm, Quindi mm, dovresti giocare C, dovresti catturare, così si apre la colonna C e sali su. Però in tutto questo lui ha già mosso il suo cavallo 1000 volte e quindi mm. attualmente lui riesce a portare più facilmente le forze in gioco rispetto a te. Esatto, questo è il piano, giusto, bravo che l'hai trovato. E qui ti minaccia già di matto. H6, ottimo. Wow. Qui l'hai calcolata? L'avevi calcolata questa? Perché ho visto che giochi donna F6. Mm, allora, mi ricordavo che c'era una cosa dello scacco del corridoio, una roba del genere, che tipo lui potrebbe far scendere la torre, metterla in H3 e farmi un matto Bravissimo, c'è, abbastanza... è nell'aria, però bisogna calcolare bene. Allora, qui è una partita giornaliera, quindi mi sarei preso almeno mezz'ora di tempo per calcolarla. Quindi Io proviamo a quanto ho preso calcolarla. io? Proviamo a calcolarla insieme. Quindi proviamo a mente senza muovere i pezzi. Io catturo e lui Sì. con cosa cattura? Con... Ma lui dovrebbe catturare col pedone. Bravo, se no fa regina, cambi le regine, sei l'uomo più felice del mondo. Ok, ha catturato col pedone, quindi qui c'è il suo pedone e tu non hai più il pedone H. Sì. Mossa al nero. Prova a trovare la mossa. Mossa al nero. Ma forse alzerei il pedone F. Andrei a minacciare il pedone F che è protetto dalla... Ah no, aspetta, perché c'è la torre. Un po', non lo so. Eh, boh. No, so che devo fare qualcosa in quell'area lì, ma non so bene come fare. La torre, la regina è bloccata perché, nel senso, che è il pezzo più forte. Ok, Mm, ok. mm. No, Allora, no, non saprei. la sto calcolando, in effetti non vedo granché, perché purtroppo l'unico pezzo che si potrebbe attivare è la donna e non riesce. Sì, Per attivarla dovresti fare i numeri da circo, ma non ci riesce comunque. Se spingi F, addirittura c'è questa de matto inevitabile alla prossima. sì, Credo sì, quasi. E sì, sì, forse puoi penso. giocare questa, un disastro comunque. Mm, E se giochi G6 per fermare un po' il suo attacco, comunque gli crei questo buco e la manovra che dici tu. mm. E purtroppo non riusciamo a entrare in difesa al re. Quindi ci hai visto lungo, probabilmente l'hai calcolata e Ma mi non ricordavo era. questa cosa qui che me l'avevi Ok, spiegata, allora però l'avevi non... calcolata. Ok. Più o Ovviamente va meno, cioè, sempre. per il momento i miei calcoli sono Allora, molto a siccome. sentimento. Ma no, è giusto, ci vuole il sentimento, però è lecito chiedersi se il nostro avversario sta facendo una mega cazzata Mm, oppure l'ha visto. Ok? mm. A qualsiasi livello, che è 1000, 1800, 2000, 2002, qualsiasi livello. Cioè, qui è una sfida di calcolo. Chi ha calcolato meglio vince. E in questo caso ha calcolato bene lui e hai fatto bene tu a giocare donna F6, così la donna entra in gioco e dà un pochettino una mano. Mm. Sale con la torre Vedi, perché vuole vedi. fare quella rovina lì. Questa si chiama manovra dell'ascensore. Si chiama. Ok, ok. Donna sul bianco. Perché ho visto quell'alfiere lì, quel pedone arretrato lì. Questa forse non mi piace più da fifone quali Mm, sono, perché nel mm, momento in cui lui gioca a torre H3 ha tre ronzamenti attorno al re, se io me ne vado lontano dal re, mm. secondo me qui c'è bisogno che la donna rimanga in queste zone. Ok. Eh, ok, lui va in difesa, non è stato coerente col suo piano. Ok, qui ha creato un buco indebolito qui, però è giustificato, sì, perché non può fare nient'altro, non può fare nient'altro. Là. Urco, che controgioco. Hai perso la donna qui? Non Infame. mi ricordo. Questa è Non l'unica per non penso. perdere la donna, contrattaccare la sua di donna. Forse non ha visto. Forse non ha visto che aveva questa.
Mm. Forse la donna continua a rimanere in trappola. No, però qui io gli faccio scacco Ah, giusto, 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 giusto. Ok, quindi gioca questa. per minacciare la... Ottimo, cambio di donna intermedio, ottimo. Secondo me Mm. qui le torri tue iniziano a farsi sentire. Mm. Sì, ok, E qua gliel'ho fatto avanzare il mio pedone. ok, ok. Qua per un po' di tempo rimane questa struttura qua. Diciamo che il suo cavallo è forte, porca vacca. Ok, ok, questo è un finale a tutti gli effetti. Ok, qui la Quanti sono? stessa cosa che avevamo detto precedentemente in qualche altra partita, non dargli Mm. controgioco. Nel momento in cui lui Eh. gioca a torre qui, cosa vuole fare secondo te? Torre vuole spingere il pedone giù. Esatto, questa. E quindi... ah, Non darglielo eh. il controgioco, perché l'unico modo che lui ha per romperti le scatole è aprire la colonna. E in questo modo Mm. qui, ok, adesso non può catturare perché questa è sospesa. Urco, aia. Ok, allora, ok, ok. A proposito di finali, poi pian piano li approfondiamo sempre di più. Allora, qui probabilmente... allora, su carta lui ha un pedone in più, Mm. praticamente non ha un pedone in più. Mm. Anzi, forse ne Perché hai tu ne... uno in più, perché ne ha Ok, due coppie doppiate. Quindi i doppiati è come se ne hai uno solo, ok. e quindi hai tu un pedone in più. Non so Mm. se... Sì, 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 chiaro. Ok. Quindi qui forse si poteva anche pensare di cambiare tutto. Mm. Ma Ok. sta cosa qua ci faccio veramente fatica. No, ma figurati, questo è difficile. Ad ogni modo, non permettergli mai, 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 mai che lui si crei un pedone passato. Definizione di Eh. pedone passato, un pedone che ormai non ha più linee difensive di tuoi pedoni, né davanti a lui né a Mm. lato che lo possono catturare. Quindi questa era Sì. l'ultima spiaggia e forse Per qui gli prenderlo. occorreva, a parte che comunque si sarebbe riformato un altro pedone, Mm. quindi era un po' appunto a capo, però avrei forse evitato di Di darglielo. farlo passare. E Ah. purtroppo quando Questa c'è il cosa qua devo pedone, imparare a farla prima. Mm. Mm. Quando c'è il pedone isolato, l'unica cosa che devi fare è bloccarlo, come fai tu, Mm. anche se il re è considerato come il peggiore bloccatore, però qui Mm. non è che ci sono troppe possibilità. Ok, ok. Poi, altra cosa molto importante che ho imparato anch'io a suon di legnate, Mm. è che l'unico modo per vincere a scacchi... Allora, qui siete pari di materiale. Ma sai, forse hai ragione ad aver giocato come giochi tu, perché sto vedendo che siete pari di materiale, è da calcolare se andava bene il controgioco, cioè lui ti attacca qui e il tuo scopo invece è di scendere e rompere le balle. È da Mm. calcolare. In Mm. genere il controgioco vince sul gioco passivo, ma Ok. qui questa che hai giocato tu può avere senso, perché nel momento in cui tu tieni questo pedone, che è un pedone passato, anche il tuo, questo è un Mm. pedone passato, lui deve tenere sempre la torre sulla colonna H. Nel momento in cui lui toglie la torre dalla colonna H, tu spingi, spingi, spingi per promozione. Quindi, e questo pedone, benché debole, non riesce ad attaccartelo. Mm. Eh sì. Quindi adesso avete un punto a testa, che sono i due pedoni passati. Sono veramente curioso di vedere la fregatura qual è. È che tu non puoi andare con re a dare una mano all'attacco perché se ti allontani con re Perché questo parte. esatto, esatto, esatto. Avevo il Lui re un po' invece ora bloccato. può essere attivo con re, però deve tenere la Mm. torre qui. Vediamo un po' come va a finire. E qui non so che fare, qui non so che Così. fare, infatti muovo così la torre per prendere dei tempi di Buono, gioco. buono. Dimmi che l'hai spinto sempre, bravo. Sì, no, Bravo. mi ha fregato. Bravissimo, bravissimo. Mi ha fregato. Bravo. E qui ho detto, mo gli prendo, Eh facciamo... sì, Qua sì, come si fa? Come purtroppo, si... no, no, non c'era. Allora, se aveva il re qui, si Eh, può sempre pensare all'idea di dare scacco e poi sì, ovviamente vai a promozione, sì. ma qui ovviamente devi sacrificare questo tuo pedone fortissimissimissimo per avere un po' di controgioco qui. La fregatura è che quando lui ti dà scacco, questo parte. Questa è la Eh, vera fregatura. Sta giocando passivamente. Bravo. Inchiodatura.
Sì. Pedone passato. Bravo che Eh, non gli hai dato questo. ma tanto mi ha Ottimo, fregato uguale. ottimo. Tosta questa, eh? Scacco, scacco. Ok, ok. Qui forse mi sarei buttato subito su questo. Perché alla Ah, fine, se il pedone te lo mangia, garantito, gli hai mm, solo regalato una mossa. Questo scacco ti sì, dà una mossa regalata. Mentre così mm, lui mangia e tu mangi e c'hai due pedoni passati. mm, Ok, occhio quindi agli scacchi per il gusto di inutili. farli, Mm, diciamo. Ok, no, scusa, così è andata la partita. Ok, sì, ok. e Purtroppo i là pedoni sono quando. fortissimi. Niente, niente. Bella, bella partita. Peccato per il finale. Però, cosa da dire? Il riassuntone di questa partita. Quindi, nelle partite di donna, mai cavallo C6 senza Sì, prima aver giocato questo o questo. sì, Chiaro che sì, se mette il pedone C6, questo andrà qui, mm, perché non può andare più C6. sì, Ok? Quindi, questa è la prima imprecisione. Eh, occhio a dare via il tuo alfiere buono. Nel momento in buono. cui giochi questa vuol dire che sei pronto prima o poi a fare questa. In realtà questo non è il piano giusto, che è quello del tuo alfiere buono. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ok. Ok, e qui si è entrati in un finale dove purtroppo gli scacchi, cioè non è matematica pura che col più 2 di materiale si vince al Mm, 100%, perché qui sì. l'attività del tuo cavallo hai visto che ci ha Se fatto un sei un sacco di giocatore come danni. me, Ma qui non perché sei Carlo, ma qui è... Vabbè, Carsten se la sarebbe cavata sicuramente anche. meglio, però un qualsiasi giocatore normale avrebbe avuto qualche difficoltà contro quel cavallo. Mm, Ehm, forse, sempre da fifone quali sono, forse prima di fare questa avrei cercato questa per mm, cambiare le donne. Nel momento in cui cambio le donne, ok, sono molto mm, tranquillo che la partita la vinco. Con la donna in gioco, il cavallo attivo, sì, forse avrei mm, cercato il modo di rompere ok. le scatole, di cambiare, ecco. Mm, Ok. Qui il cambio purtroppo non è più possibile perché su questa poi cade il pedone in E6. ah, Quindi certo. eh, qui hai cercato di difenderti e qui hai trovato la soluzione giusta. E qui ovviamente c'è questa bella mossa e ovviamente dai la qualità. Finale qui come lo valuta il motore questo finale? Ok, dovrei andare in analisi, mi sparerà il video editor. Allora, scusa, torniamo giù in fondo, giriamo la scacchiera, vediamo come valuta questo finale. Guarda quanto vantaggio che avevo. Sì, allora, tendente al pari in realtà, come ti dicevo, i suoi pedoni Ok. doppiati non giustificano nulla. Mm, Ok, qui come vedi il motore dice cattura prima che si fa il pedone passato, D per E4 mm, l'ultima mm, mm. scelta. E qui ovviamente... Ok. Questo è difficile da giocare. Questo è difficile. Qui sì, ho visto torre G8, torre B8, prima scelta per controgiocare. Vabbè, ma il motore c'ha più fegato di noi perché vede avanti in 20 mosse. Noi siamo esseri Mm. umani e questa è capibilissima e ti tiene il pedone passato. Vabbè, comunque è una bella partita, eh? Cioè, una bella partita. Due cosine, occhio all'alfiere buono, non darlo, Sì, e nelle partite mm. di donna non dare Non via. fare quella cosa lì. Mm. Esatto. Due cose Ok, velocissime sulla Liekin, poi ci facciamo la partitina. vai. Allora. Quindi lo scopo di questa difesa è di farlo avanzare sul centro, in particolare su queste due caselle evidenziate in Sì. rosso,
per poi martellarlo sul centro. I modi che noi abbiamo per martellarlo sul centro sono D6, C5, cavallo C6, sono tutti pezzi che attaccano quelle due caselle rosse e alfiere in fianchetto. Ok, Cioè, questo è quello che tu devi pensare, che lui deve ok. arrivare coi pedoni lì e tu lo martelli con tutte queste armi. In più, E quel cavallo una volta, sì, devo subito fare il D6, perché così libero la casa per fare sì, tornare il cavallo. in più Ok. lui giocherà prima o poi cavallo F3. Chi non gioca cavallo F3? Chi non lo Mm, gioca? Il cavallo F3 è difensore di questi due pedoni centrali evidenziati in rosso. Tu avrai mm, l'arma alfiere per che gli toglie il difensore di quei due pedoni mm, centrali. mm, Quindi mm, mm, gli mm. mini i pedoni centrali e gli togli il difensore di chi difende quei pedoni centrali. Se cade uno di quei pedoni centrali, cade tutto. Ok. Quindi questa idea, poi qui tanti magari ci giocano cavallo C3 anziché spingerti. Ed è lì è finita quando È uccide. finita, cioè è finita, cioè no, no, non è finita per niente perché c'è D5. Ricordami se Ok. l'abbiamo vista questa successione, ti ricordi per Mi caso? pare di sì, mi pare che era una delle Ok, due che avevamo visto. Sì, poi. ok. Qui sono due le cose, o che spinge col pedone o che Ok, gioca cavallo esce con. C3. Ok. E questo va solo veramente imparato a memoria, queste 5-6 mosse, ti chiedo questo sforzo, Eh, perché per arrivare a 1500 le prime 5, 6, 7 mosse vanno sapute a memoria. Allora, ok. sulla spinta il cavallo si fa tutto il giretto e qui Ok. arriva D4 o C4 e il cavallo si fa Mhm. comunque quel giretto qui. Se il Ok. cavallo non è stuzzicato, non c'è motivo che vada subito, ma vada ad attaccare Mm. il centro, come dicevamo. Mhm. Nel caso in cui, sì, nel caso in cui mi mangia il pedone di 6, Nel caso in cui è finito. ok, Finito, perché comunque questo andrà in fianchetto per attaccare il pedone centrale, cavallo C6 per attaccare il pedone centrale, ok, alfiere G4 per cambiargli il cavallo che difende il pedone centrale, arrocco, sempre mm, quello. ok, Nel caso invece continua l'attacco, questo va di qui, supporta con i quattro pedoni mhm, e qui abbiamo trovato questo trucchettino molto carino che è la cattura sì, e poi lo costringi in qualche ad modo ad aprire la avanzare. colonna. Pedone passato, ma c'è questo trucco che vinci. Mm. Quindi questo va imparato abbastanza a memoria. L'altra, Questo qui deve uscire, no, mette no, sì, deve per forza re uscire qui il o qui, re. Sì, ovunque vada, hai il mm, doppio che cade questo. E nel momento in sì, cui cade questo, cade anche quello. ok. Quindi se il re va sul nero, hai Vabbè, sì, poi comunque. diciamo il re sta a mettersi Sì, così però in la tua giro. prima cosa è prenderti quel pedone, non farti Ok, ingolosire da questo scacco, non ce ne frega niente di quello e questo, perché deve cadere anche di 6, ok? ok, ok. Quindi questa è l'idea. Nel momento in cui invece alla prima mossa su questa si difende col cavallo, non è 5, altrimenti si rientra nella stessa roba che trita e ritrita, che lui conosce molto bene, ma di Mm, 5. ok, Se ti lui cattura, finita la mangia. teoria, Ok, se se non mi mangi, cattura, scusa, se spinge, sì, c'è me questa ne idea vado di giù. cavallo in D7, Mm, con l'idea che se tu mangi qui, io mangio qui. ok, E siamo pari, un pedone centrale a testa. mm, Qui non ho mai visto nessuno catturare, ho visto ok, tutti giocare di 4 con l'idea di sostenere. ok. E qui E in c'era questo caso qui, quella trappola micidiale che ti feci vedere, dove con C5 vai sempre ad attaccare il centro, perché il nostro scopo è sempre attaccare il centro. E se lui, che cosa ne so, cosa faresti? Aspetta che te la giro. Mossa eh, al bianco. mm, cosa farei? Probabilmente mangerei col cavallo il pedone, sì, quello lì. Esatto, qui vinci un pezzo. Questo è quello che fanno la maggior parte delle persone. Vinci il pezzo perché su questa catturi, Eh? E cattura. lui cattura. Ah. Ha due pezzi sospesi. Ah,
e grazie alla mossa cavallo in B6, quindi questo stesso Ah, cavallo, non cavallo C6 che verrebbe spontaneo, ma questo sì. stesso cavallo crea un doppio Mm. attacco su questo cavallo e Mm, ovviamente non può togliere il cavallo perché c'è la donna. certo. Mm, Quindi qui qualsiasi cosa lui prova a fare non funziona. Può provare a darti uno scacco per cercare di perdere un po' tempo, ma qui ti mm, difendi. Occhio come ti difendi, perché se metti alfiere di 7 perdi questo attacco e a noi ci serve che la certo. donna faccia Mm, cavallo mm, C6. mm, Ok, non c'è mm, l'attacco mm. sulla donna perché è inchiodato, però rimane sempre questo problema. Sì. Ok? Chissà se me lo Di questo ricorderò c'avevi il questa cosa. video? C'avevi il video di questa sequenza? Non credo, non credo. Ok, Ma tra poco saranno pubblicati, no? ok, allora dopo Eh. terminato l'incontro ti mando un piccolo riassuntino, così Vai, anche ti perché se chiedo. uso il cellulare, oggi sono col Siamo arrivati cellulare a con la mossa connessione. 7, quindi Ok, memorizza fino a mossa 7, la variante 2 e la variante numero 1. ok. Vai, andiamo a giocare? Vai, volentieri. Condividere lo schermo? Allora, io condivido? Yes. Op. Speriamo di giocare col nero, che l'applichiamo subito. Io spero di giocare col bianco perché non mi ricordo mai niente. Allora, dove sono? Qui. Ok. Ok, eccola lì. Ah, Ok, oh, che sono? Bianco, nero, nero, calla. yeah, Allora, vediamo se questo scende qua. Allora, perfetto. E ci siamo. Ora, spinge o difende col cavallo? Cavallo, tutta la vita secondo me fa. Secondo me vediamo. fa cavallo tutta la vita. E su cavallo che cosa si gioca? Su cavallo questa. Vai, giusto. Ora, se cattura è finita qui la nostra apertura. Tutto ciò che sappiamo sull'apertura è finito. Se spinge, parte quella che potrebbe essere la trappola mortale. Ok, quindi io adesso vengo qua. Yes. Quindi tu minacci Mm. il suo pedone, lui minaccia il tuo pedone, ma nessuno cattura, ma tutti spingono pedone di 4 per Ok, come E ho detto. quindi qua è Come ho detto. finita, qua è finita, io mi mangio questo. Ok, e ti giochi la tua partita. Siete pari di materiale, avete entrambi un cavallo al centro, finish, cioè ti giochi la tua apertura, sviluppi i pezzi, arrocchi, eccetera. Ok? Ok, E ti va sei bene. tolto da tutte le rotture di balle della partita italiana e robe varie. Ok. Adesso te la giochi Allora, tranquillo. Quindi, su ogni mossa il tuo avversario lui è chiedi... perplesso. Secondo È me lui adesso, perplesso. secondo me lui adesso fa. Ok, no, torna indietro, va Ok, bene. tutta tua, giocatela bene, principi Ok, d'apertura. ma io direi. Ah no, aspetta, facciamo uscire un attimo questo. Che dici? Allora, prima hai detto che se si gioca. Questo lo posso mettere qui adesso, sì? Sì, O lo puoi no? mettere. Sì, sì, lo puoi Ok. mettere. Sì, sì, sì. Ora lui sta un po' così in giro. Ok, mi è piaciuta i cavalli prima degli alfieri, che è un principio. Cavalli prima degli alfieri. Ah, ok, non Tieni lo anche l'altro sapevo. cavallo. Ok, ok. Ottimo. Ok. Allora, che facciamo qua? Gli diamo subito un po' fastidio? Mm, no, probabilmente svilupperò questo dopo, quindi tu mi dicevi che per un alfiere cattivo è meglio tenerlo attivo, quindi io lo Bravo, bravo. metterei qui fuori. Bravo, 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 Mettiamo bravissimo. qua. Ok, ottimo. Eh. Allora, questa cosa qui è un po' fastidiosa E perché cosa vuoi lui, fare? bah, lui ovviamente mi sta minacciando questo pezzo perché io non posso difenderlo con il cavallo. Giusto. Quindi potrei fare così, ma poi mi indebolisco questa struttura Giusto. pedonale. Eh, Potrei fare una cosa tipo così.
Mm. Oppure una cosa così, cioè, no. O fare una cosa così o fare una cosa così. Scegli tu. Non so, qui non è protetto, cioè qui non è sostenuto, qui sì. Anche io lo metto qua. Così è sostenuto. Ok. Mi sono perso un auricolare. Ecco, io poi dopo quello che farei è cercare di sviluppare questo, fare uscire Mhm. questo qua. Ok. Sempre ovviamente dando un occhio a cosa fa lui, perché l'idea è giusta, Mm. l'idea che c'è in mente tu è giusta, sempre vedere cosa fa lui. Ecco, lui mi sta minacciando questo da una parte e c'è un doppio attacco qui. Ottimo che l'hai visto, ottimo. Vediamo se c'è modo di Ehm, salvare, come si dice, Capre e figli. cavoli. Esatto, esatto, esatto. Capre e cavoli. Allora, ci sarebbero due mosse. Sì, quella più La semplice. prima è Mhm. questa, che Sì. copre una e due. La seconda è questa qui, però mi farebbe toccare due volte lo stesso lo stesso pezzo e mi pare che sia uno dei principi da evitare. Quindi attivo la... Allora, ci sono due, mi sembrano due principi contrastanti. Il primo è non attivare la regina prima degli altri pezzi, il secondo è muovere due volte lo stesso pedone. Sì, sì. Se è vero tutte e due? Sono veri tutti e due? Quindi io direi di fare questo. Sto sbagliando? Eh, eh, probabilmente sbaglio, eh. Ok, sì, fa un po' paura quell'inchiodatura con quel solfiere che mi guarda la donna. Però, però, L'alfiere che guarda la donna? sì, quella inchiodatura che ti sta facendo vedere il Ah, cavallo e questo qui, dietro. questo Eh sì, qui. dietro Sì, c'è la donna, dietro c'è il re. Fa un po' sì, paura. sì, sì, ma adesso io lo mando Ok, via. ok. Cioè, vorrei fare in realtà prima questa, ma vediamo un po' che fa lui. Che cosa potrà fare? Ma secondo me adesso questo qua non mi sembra una grande idea. Forse farà Mm. questo. Mi sembra una cosa un po' più... O forse farà questo. Così lui si libera lo spazio per arroccare. Ok. Da dove viene questo Rassad? Sei indiano? No, io ho la regina, vabbè, adesso l'ho messa lì per una questione strategica di doppia difesa, anche se credo che non sia un gran difensore la regina, forse non è il caso di usarla così male, però, però probabilmente dovrei metterla sulle case nere, no? Che dici? Visto che adesso mi metterò questo pedone qua. Sì, in vista di quella sì. In vista di quello ti dico di sì, che era meglio sulle case nere. Ok. Ecco. Allora, qui posso fare due cose. No, non posso fare due cose perché sennò mi si mangia questo. Esatto. Ah, questo pedone doppiato, che è la Mm. debolezza, che sono doppiati isolati quei due lì, poverini. Sì. Per ora gli bloccano un po' il cavallo, per ora. Ah, sì, sì, per il principio dell'alfio. Oh. Ah, guarda Ok, che no, non li bloccano. furbacchione. No, Non li no, blocca il cavallo. no, vabbè, lui è un furbacchione. Ehm, Allora, lui mi sta regalando un pedone, che è questo qua. Eh, mm, Ovviamente non posso mangiare perché c'è questa torre
qui. Mhm. Quindi mhm. Mm. Mm. Allora, che cosa posso fare? O faccio questa cosa qui, che mi sembra un po' aggressiva, però poi ci potrebbero essere una serie di conseguenze calcolabili, tipo fare questo, rompergli le scatole su questo, perché tanto è difeso da questo qui, oppure lasciare diciamo, la situazione com'è e continuare a svilupparmi, per esempio facendo questo e continuando a sviluppare il mio gioco. Mm. Cosa è più saggio fare? Eh, Se io faccio questa mossa qui, ma lui qua tanto è difeso. Mm. Ecco, questa è una domanda che ti farò dopo, cioè se essere golosi o meno. Gli vado a fare questa cosa? No, la faccio dopo. Dico che sono abbastanza d'accordo con questa cosa. Ehm, sì, sono abbastanza d'accordo. Mi spaventa un po' cavallo suo in D4. Mi spaventa un pochettino. Mm. Perché scusa? Ah, dici perché poi lui può fare un doppio Sì, attacco, questo è molto debole, sì. Mm. Sì, devo spostare, devo arroccare quanto prima in realtà, sì, questa mi sì, sembra la cosa necessaria. sì, sì. Mm, Eccola là. l'ha Mm. fatta. Lui mi sta attaccando questo, mi sta attaccando questo. Vabbè, lui comunque attaccherà con questo, quindi io innanzitutto Ok, pensa bene cerchiamo che una il modo per soluzione. uscirne c'è sempre. Il modo per uscirne è questo qua, che lo so che non la sto sostenendo, però sto difendendo questo e gli sto rompendo le scatole alla... Molto carina, molto carina, molto carina. Ok, quindi lui c'ha sotto attualmente il cavallo e c'ha sotto la regina. Sì, Quindi ora devi adesso spostare la sto... regina, è bravo, in un posto dove difende anche il cavallo. E ora, ok, Ecco, ora la cosa che devo fare è questa qua. Non lo sto dicendo, altrimenti... Ora lui non mi attacca, prima la cosa che era che lui mi attaccava qua e io posso anche fare così adesso, in realtà anche... Boh. Mm. Però è vero che ho tolto un attaccante, la regina dal cavallo, ma tanto non mi sembra, visto che è difesa, non mi sembrava il caso di fare questa cosa, forse... Poi più che altro vorrei un attimo arroccare perché così mi sento un po' più tranquillo. Ah, vabbè. Mm. Mm. Allora, eh, ci sono due maniere di difenderlo, uno è questo, ehm, però poi avrò una diagonale, anche se lui non ha più l'alfiere bianco, però in generale penso che sia un po' un indebolimento di questa casetta del re. Ehm, l'altra è o questa. Quindi io ho i pedoni che è una schifezza. Eh, forse farei.
così perché è sostenuto, però certo, ma ho l'impressione che stiamo giocando entrambi abbastanza male, non so che cosa ne pensi tu. Occhio a questa mossa che gli dà la possibilità di minacciarti ancora la regina col cavallo. Sì, vedendo Quindi è qua. vero che è sostenuta, però esatto, occhio a non dargli i tempi. Mm, Non è solo un tempo, è che lì migliora anche proprio la posizione del suo cavallo e questa è una rottura di balle. mm. Speriamo che non ci pensi. Vabbè, me la sta minacciando uguale. Mm, mm. Allora, quali sono le sue idee? Una è questa, mi sembra la principale. Io potrei evitarla spostandomi qua, per esempio. Oppure un'altra cosa che potrei fare è spostarmi qua, così poi gli cambio le regine. Però forse non mi sembra una grande idea. Ehm, E se facessi così, lui mi mangia, io lo mangio, lui mi mangia, io lo mangio. Che ne dici? No, Calcolo perché se che io faccio così, lui mi mangia diretto. Io lo mangio e lui mi mangia e non è bello. Mm. Allora, lui sta sul nero, quindi se poi va sul bianco mi minaccia un nero. Quindi forse qua. Senti, non lo so. È ok. un po' difficile questa posizione. Sì, sì, è stata, devo dire, incasinata da subito e nascondeva mille insidie. Che palle. Senti, cioè, a me sta cavallo sta saltando il cavallo. Però mi devo arroccare. Allora, ci sono varie cose che sto pensando. La prima è arrocco e perdo questo e basta. Però no, è una grave perdita. Oppure? L'alternativa è questa qua, quindi io difendo questo e quindi eventualmente mi tolgo dall'impedonatura oppure gli rimangio questo. E siete pari. E, e siamo pari. Calcola Ehm, bene sempre tutto, fino in fondo, fino a quanto puoi. io faccio questo qua, quindi lui mi mangia questo, io lo mangio, e lui mi mangia, e quindi mi si fa uno scacco, diciamo, di découverte, non so come si dice in italiano. È scoperta. Eh, oppure a Rocco, senti. Mm. A Rocco e perdo questo cavallo, che te devo dire? Perché sto perdendo? Non so, aspetta, però se faccio questo, tipo gli faccio uno scacco inutile. Non so se serve a qualcosa. Prova a Vabbè. pensare alla sua risposta. Ma la tua risposta sarebbe questa qua, Ok, quindi mi c'è sotto minaccia anche pure la... questo. Ok, ok. Mm. Senti, facciamo così. Mi metto in difesa, Ok, perdo sono qualche d'accordo che punto. questa era la meno peggio. Mm. Adesso li arroccherà. Sì, in teoria sì, però vedendo il suo stile aggressivo mi sa che non è uno da rock.
Dici? Stile aggressivo. Ma qualcosa mi Ammazza. dice che... O andrà per un arrocco lungo, non lo so, c'è qualcosa che mi dice che non arrocca. Mm. Beh, l'arrocco lungo ci starebbe. Invece è E invece... arroccato. Ha arroccato, invece è arroccato, quindi adesso dobbiamo un attimo vedere. Io metterei questo qua, o questo qua, o qua, o qua. Anche questa è aperta in realtà, eh. Oh, sì. Questo in realtà è doppiamente protetto, Mhm. quindi forse gli potrei fare questo, così lo minaccio, no questo, lo minaccio, lui dove andrebbe? Lui potrebbe andare qua, qua, o qua, qua no perché glielo mangio, oppure qua glielo mangio, se questa è una mossa da Ok. non voler pensare, ecco, no. Eh, ok, quindi io che dici la faccio questo? Aspetta, però lui adesso ha fatto questo, quindi lui si mangerà con questo, e no, io mangio questo, no, no, no. Mm, ok. Ehm, Senti, questa colonna aperta così. L'idea è mettere questo così posso sostenere questo alfiere qua e liberare questa colonna. Mhm. E poi magari mettere... No, perché non mi serve questo sostenuto. Ok. Questi io cioè, vorrei un po' spingerli. Che dici? Sembra... Sì, se non tappano Eh. l'alfiere ti direi di sì. Tipo adesso su Ah. G5 lo tappi subito. Mm. Ehm, eh, Ah. ok, ha spostato il re. Ah. Ok. Ehm, mm. Ok, hai Allora, un'idea sempre perché ha un po'. spostato il re? Io penso perché lui non voleva stare in questa situazione qua. Ok, ok. Ok. Mm. Perché non sviluppa questo alfiere? Ehm, cioè, io sono un po' bloccato qua, che devo fare? Cioè, pedoni doppiati, se vado avanti indebolisco ancora di più questa posizione qua. Non me ne posso veramente andare. Mm, che palle. Ecco. Quindi lui adesso farà una cosa tipo, aspetta, però. Lui sta minacciando questo, adesso farà sicuramente questo e mi andrà a minacciare questo qua 2 volte. Però io questa cosa non gliela faccio fare. E adesso probabilmente farà questa cosa. Oppure questa cosa, ancora peggio, che mi minaccia anche. Però su questa cosa qua non è così male. Ok, alla donna sotto, secondo me muoverà la donna, credo. Ok. Sta minacciando questo però. Ehm, mm, mm.
Allora. Mm, sono un po' bloccato. Sì. Forse faccio questo. Sì, gli tolgo questo pedone, però lui mi può mangiare pure questo. E lui adesso mi sta minacciando entrambi questi pezzi. Non ho neanche più così tanto tempo, quindi mm, propongo uno scambio di donne. Lui ovviamente rifiuterà questa cosa. Sì, credo che rifiuterà. Mm. Ha fatto bene a rifiutare, avrei rifiutato anch'io. Beh, cerchiamo di portare Bene. avanti il gioco senza minacciare continuamente la regina perché non ha senso. Eh, li doppio Buona, questo. buona come idea. Ok, sì, dovrebbe sviluppare l'alfiera a sto punto, no? Mi direi almeno per connettere le torri. Ah, sto pazzo comunque. Mi sta minacciando questo doppio. Eh, ora dovrebbe piazzare l'alfiere qua, no? Occhio che sei sotto il pedone F5. Quindi era un attacco doppio sulla donna e sul pedone F5. Ah, cazzo, è vero, sì. Però in realtà se lui mi mangia, io poi faccio un sacrificio di donna pazzo, lui mi mangia e scacco Però male. non è detto che lo accetti il sacrificio. Capito? Non è obbligato. Ok, Ah, adesso è scampata anche quell'idea. allora, qua dovrei mettere difenderlo. Mm. Oppure io, no, lui è difeso. Aspetta. Ah, ah no. Ah sì, lo difende la regina. Certo, queste torri così non mi piacciono proprio. Beh, adesso lui mangerà questo. Mm. Mm. Beh, mi sa che la perdo questa. Direi così a occhio. È una posizione Eh, molto difficile. mm. Senti, non so che fare. Ok, tolto la donna da lì perché? Per... non lo so bene neanche io. Secondo me la Perché... batteria che avevi sulla colonna D era una buona arma, perché lui non poteva mettere le torri lì, o se no gli mangiavi e vincevi la partita. Vincevi no, però. Mm. Li mangiavi con scacco e... da vedere poi. Stavo vedendo che poi avresti sotto sia la torre che
che l'alfiere. Più che altro che questo pezzo qua non è protetto questo cavallo. Il motivo era un po' Che a lui, avendo quello. il vantaggio di materiale di più 5, credo che vada per cambiare i pezzi, quindi giocherà a cavallo per alfiere, presumo. No, ok. Mm. Se metto questo qua, aspetta. Allora, io non posso cambiare i pezzi, ma come faccio? Questo qua. Che il raddoppio non ti piaceva? Il raddoppio delle torri? Ah. Adesso, se lui No. mette un attore sulla colonna D, diciamo ti forza, esatto, il cambio. Ok. Con raddoppio tu avresti catturato, avresti guadagnato una torre. Mm. Sì, questa è l'unica che posso fare, quindi cambia. Ok, adesso è abbastanza difficile perché veramente non abbiamo gioco. Ah, urca. Ok, se vuoi, se non te la senti, possiamo. Ah, beh, abbandoniamo, no? Ok, ok. Dai, analizziamola che Ah, questa secondo me ci abbiamo tanto da imparare. Allora, è stata una tragedia, ragazzi. no. Allora, cerchiamo di capire che cosa è successo. Fin qui, tutto perfetto. Va bene. Inchiodatura. Questa inchiodatura, abbiamo detto che queste inchiodature non fanno paura su queste, Mm, non creano per problemi. l'impedonatura. Mi fa un pelino paura questa. Mm, Normalmente uno ce l'ha il pedone D con cui contrastare questa. A sto giro non ce l'abbiamo, quindi mm, questa mi faceva un po' paura, anche se si può contrastare. Esempio, faccio mossa del Kaiser per arrivare giusto alla situazione. Dice, oddio, ho perso il cavallo. No, c'è questa, mm, questa, e poi il cavallo lo togli. Quindi è mm, comunque mm, rimediabile. Ci siamo un po' indeboliti, ma è comunque rimediabile. Comunque sia. Siamo arrivati qui. Ok, arriva l'inchiodatura. Alfiere F5, secondo me non è sbagliata. E qui arriva giusto un po' di tensione. Allora, secondo me io cercherei sempre il modo più semplice di giocare. E l'avevi mm, anche pensata, avevi detto cavallo qui o qui. Io l'avrei mm, messo qui per togliermi anche dall'inchiodatura. mm. Ok. Quindi cercare sempre di giocare in modo più semplice possibile, ma ripeto, non è questa mossa qui che ci ha fatto perdere. Qui arriva il doppio attacco e ancora una volta per giocare semplice non sarei andato ad inchiodarmi la regina, che comunque è Mm, mm, un'inchiodatura, ma avrei certo. fatto questa. E tu dici Mm, giustamente, io scusa, ho appena mosso l'alfiere, mo lo riporto indietro, è anche vero che lui ha mm, appena mosso la regina e l'ha messa qui. Quindi sì, mm, calcolare sempre anche in base a come sta giocando il tuo avversario. In questo caso avrete perso una mossa a testa, quindi come se siete pari ok. a livello di Sì, tempo. sì, Quindi sarebbe stato meglio, questa era la più effettivamente. sicura. Poi dopo giocavi Sì. con calma E6 o E5, sviluppi questo, arrocchi. Sempre, Mm, sempre giocare solidi. Così secondo me la percentuale di rischio c'è, perché questa mm, c'è, questa qui magari un giorno può arrivare. mm, 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 Così, qui sei obbligato a giocare così. È arrivata questa, ok. Allora, questa è la classica mossa che serve un po' per fare il figo, mm, perché in realtà tu basta che non fai nulla e non ti succede niente. Cioè, è chiaro che se catturi mm, perdi. Però è anche vero che questa mossa porta a questa, mm, che attacca 2 volte l'alfiere che è sospeso e attacca il pedone 2 volte. C'era un modo per salvarsi da tutto ciò. Qui abbiamo giocato questa e questa, forse l'unica, questa. Ottimo, ottimo. Quindi attacco sul cavallo e qui giochi questa. Ok. Allora, qui
C'è un'altra cosina che l'intuito deve sviluppare. Sono due le cose. Una è questa, inchiodatura. Mm. E l'altra è che lui c'ha la donna davanti al re. Per me, donna sua davanti al re significa torre qui. Ok, Cioè, questo è un meccanismo. La sua donna davanti al ok. re, devi pensare a piazzare una torre lì. Però il mio cavallo è senza Certo, protezione. certo, ora c'è il cavallo sotto. Quindi bisogna togliere o difendere il cavallo. In questo caso ho deciso di difenderlo con alfiere di 6. Purtroppo, dopo questa cattura, si è aperta. Mm. E credo che lui poteva da subito giocare di 4 o F4 e perdere subito il cavallo. Mm. Quindi come si poteva evitare tutto ciò, sapendo che con questa si aprono le linee e c'è anche questo sotto? Forse, Rocco lungo? No. Mm. forse così? Mm. Come Mm. lasci sotto il cavallo? Sì, lascio sotto il cavallo ed è sbagliato. Ehm, C'è un modo per salvarsi da questo. Ma se mettere la regina in D5? Comunque questo arriva uguale. Mm. Hmm. Che dice il motore? Che dice il motore su sto punto qui? Ok, cos'è alfiere C5? Addirittura sto in vantaggio. Penso Inchiodando. vedi, Ok. intelligente il motore. C'è sempre una mossa. Se sei incredibile, c'è sempre. Comunque sia, non facciamoci la testa perché qui arriva un po' di attacco, eccetera. Ecco, qui mi aspettavo. Hai deciso di giocare donna, ma mi aspettavo donna in E7 Mm. anziché donna in E6. Vero che la donna in E6 è protetta. Hai giocato donna in E6. Ok, qui c'è una piccola risorsa che mi viene in mente sempre con questa, te la faccio vedere Mm. subito, che arrocco subito. Che è quello che ho fatto, no? O no? No, perché ci abbiamo Ah no, ho il spostato cavallo. prima la donna, sì, sì. Mm. Ma su questa riesci a vedere come va la partita? Mi mangia sicuramente quello, esatto, io difendo, mangio con l'alfiere, lui mangia l'alfiere con la regina e poi probabilmente metto la regina in E6, Più che regina? la torre, Torre la ha preso torre la là. regina. Sì. Ah, certo. Ok, quindi Mm. regina davanti al suo re. È Se io sempre posso così. faccio la tattichina che lo faccio venire, poi c'è la torre. Prende la regina. Mm. Sì. Capita non poche volte che c'è la regina davanti al re. Quindi il problema Mm. di ritardare l'arrocco è proprio questo, che ti capitano queste robe qui. Quindi Mm. questa era una possibile soluzione per togliersi da un po' di rotture di balle. Qui mi aspettavo sempre donna E7, perché il problema è che se togli la donna, avevi in mente sia in D5 che in G6 o in H6, se togli la donna da qui, hai sempre questo. Cioè c'è Sì, bisogno di un sì, difensore davanti al re. Ok? sì. Quindi inizia a vedere a raggi X, cioè oltre i pezzi. Ok, la donna qui non può andare, è vero? Però... Quindi con donne 7 avremmo tenuto tutto, perché lui poteva fare quello che voleva, toglievi il Mm. cavallo ed eri salvo. Ok? Sì, sì. Ok, donna G6 e purtroppo qui va in vantaggio del pezzo. Sì, qua. Qui è molto difficile da recuperare, perché poi su questa gioca questa e la torre che avevamo piazzato qui è su una colonna che probabilmente non si aprirà mai. Mm. E qui capisci che vuoi dare uno spazio a questo alfiere e quindi decidi di fare questa manovra. Ti faccio vedere una cosa, questa manovra in realtà non porta a granché, perché anche se tu riesci a fare questa, lui c'ha questa.
poi Mm. qui comunque non puoi andare, eccetera. Ti faccio vedere una manovra che ti chiedo di ricordare, che ti aiuterà tantissimo, che è triangolazione la chiamano, così, Mm. così, così. Ah, ok. Ah, ok, sì, prima di... Ah, beh, vedi, Quindi infatti non ora, l'avevo al di visto. là del fatto che qui c'è anche questa mossa bellissima, ma è un modo per mettere l'alfiere su questa diagonale Sì. senza andare direttamente sulla diagonale. Quindi lo porti avanti, poi vai indietro e poi comunque sei su questa diagonale. Ed è anche profitto dei Vedi. pedoni, quindi sta da Dio. Non c'avevo, No, non no, c'ho, ma cioè se uno non c'ho proprio la visione di questo ma tipo di figurati, se mossa uno qua. non ce l'ha in mente questa cosa, è Mm. difficile che gli viene, perché comunque... Però ricordati, Mm. quindi, quando vedi che un alfiere fa fatica a uscire, ricordaci Mm. che c'hai questo giretto qui che ti aiuta. Sì, Ok? sì. Ok. Lui è Infatti lui stato l'ha bravo che ha tolta, tolto il lui l'ha re. Ah, è stato tolta. bravo, è stato previdente. In E partita l'avevamo detto qui che... subito Mm. immaginavo che mettevi, anzi scusa, non questa torre che adesso devi difendere questo, mi immaginavo subito una torre qui, perché qui c'è una colonna aperta e attualmente nessuno dei due giocatori la sta controllando. Qui Mm. era più precisa questa, perché questa deve Mm. stare al controllo di questa. Tanto questa è una colonna chiusa, penso che sei d'accordo che questa è chiusa. Sì. Ok, ok. Qua gli ho proposto uno E scambio, qui non l'ha voluto. raddoppio di torri, Mm. qui volevi fare il raddoppio di torri. Anche l'altra volta in una partita abbiamo visto che in realtà la torre la puoi alzare un po' di più, senza Mm. paura, perché è ovvio che più la alzi più controlla più case, no? Quindi Certo. la puoi alzare di più, tanto raddoppiare per raddoppiare. E Mm. poi cos'è successo qui? Ovviamente ci ha rotto un pochettino le scatole su questa roba. Qui c'è una bellissima batteria. E qui ovviamente è finito l'attacco. Ok, qui adesso c'è un attacco qui, un attacco a raggi X importante, infatti poi abbiamo perso per via dell'attacco sulla torre in E8 Mm. e qui probabilmente avrei tolto l'alfiere Mm. permettendo alla donna e alla torre di rimanere. Tanto questa in teoria non dovrebbe farla. Sa che no? Mm. Che se poi si vai a catturare in teoria stai meglio tu, in teoria. Ah, no, Perché gli dai la regina per 2 torri. ok. Quindi c'hai torre, torre. Cioè lui non ha più le torri, tu non hai più la regina, ma lui non ha più le torri. E se le torri valgono Mm. 5 punti ciascuno, Ah, certo, io ne ho 10, lui in ce n'ha... teoria. No, ho guadagnato un Però punto. insomma, è comunque difficile da giocare, è Mm. difficile. Mm. Ok, donne 6. Ok, qui abbiamo spinto un pochettino, abbiamo poche risorse, abbiamo cambiato i pezzi e qui è finita. Quindi, riassuntone di questa partita, riassuntone che è stata incasinata da subito, Eh. è Ma guarda, io la Lieghin, cioè, perché mi trovo in delle posizioni che non ho giocato. Cioè, in tranquillo, realtà io in queste posizioni qui non mi ci trovo, per me è un po' destabilizzante. Poi vabbè, ma si questa è una posizione in impara, realtà eh. normale perché avete tutti i pedoni a casa, vi manca un pedone centrale. Cioè, qui secondo me non è Mm. più Aliekin, qui è scacchi. E Mm. quindi cavallo è giusto, è giusto. Questa è giusta. E qui avrei iniziato a prendere un po' di provvedimenti perché Mm. c'è pressione, c'è l'inchiodatura. Non mi piace giocare troppo tempo con questa pressione. Quindi sicuramente hai fatto bene a toglierti da qui, ma forse così avresti proprio tolto Mm. ogni possibilità di Mm. gioco. Quindi sempre togli il controgioco e anche questa forse sarebbe Mm. Mm. stata Meglio meglio mettermi in... ok, alfiere di 7. Boom. E qui presto spingerai a Rocchi. Quindi Ok. sempre togliergli la pressione. Poi qui purtroppo ci siamo indeboliti. E qui urgeva un donne 7 o donne 6 Perché con questa... come hai fatto tu, però l'importante è che rimanga a difesa del re. Eh, Che poi se la togli ci sono le inchiodature. Purtroppo già al tuo livello, quando perdi un pezzo poi sono eh, cacchi a recuperare, eh? sì. Ok, allora quindi adesso ti E... mando tranquillo, Vai. fa parte del... No, la cosa, lui comunque era 1132, quindi ha comunque un centinaio di punti in più di Sì, me.
più Che è una cosa che io ho impostato, non so se facendo bene o male, ho messo che mi trovo a Più giocatori alti. da meno 25 a più È il 200, una modo roba del migliore per genere. salire, è il modo migliore per salire. Ecco, però è anche il modo migliore per prendere certe mazzate. È da cui imparare Notevoli. però. Sì. Carlo, io scusa, adesso devo scappare, ti Vai. mando poi il riassunto Grazie delle mille. mosse degli hacking che ti chiedo di imparare a memoria. Vai, 7 provo, mosse in sì, una varianza e 7 mosse nell'altra, tanto il cervello mi proverò. sembra di capire che non ti manca, anche per i lavori che fai. Diciamo, a volte funziona meglio su alcuni oggetti, altre meno. Però sì, E proverò a niente, imparare. ti manderò poi degli esercizi che vedremo poi nel prossimo incontro, va bene? Va bene, dai, perfetto. Grazie Grazie mille. mille. A Ciao a presto, ciao tutti. ragazzi. Ciao, Ciao. ciao.